Figueredo. Ma com'è Figueredo? Cazzo a fare un bar? Che vuoi a Moreno? Mi pigliare a Moreno? All right, coming up next, it's a UFC flyweight division matchup. You ready? All right, so here we go. Round one. I can barely get Allora, myself vediamo thinking quali sono this questi is gonna be cambiamenti, round cambiamenti two. alla Some stamina, dominant, well-rounded fighters in this division. I mean, these un po' di guys cose ho are letto. the best of all of mixed martial arts. They can do everything when they're locked inside of the octagon. I'm so excited to watch the highest level of MMA on display tonight. Effective punch there by Dillashaw. Ehi, DC ah va, didn't take Dio him che long sciocca to find pare. his range here tonight, huh? His timing is on point. Ah. Put some damage here, but misses with the kick. Oh, he's got it going tonight. Beautiful combination of strikes there by Dillashaw. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice. Vai, vai, ora dai. Dillashaw's head kick attempt, that one is blocked. Over and over, he's landing these big Sta body che kicks. stagione che è merda. Right punch has been the money weapon for him tonight, and he landed it again there. If his opponent does not change something, he will continue to throw the strike until he makes it. Ah, Stop vediamo throwing. che ci sono. Oh. Wide. Ehi, è come? Oh! Vediamo. I mean, Ah, he hits peccato. shots like that. Ok. It's gone. Beautiful shot to end the fight right there. It couldn't have landed much more flush than it did, and It's I'm done, not even it's sure done. the opponent saw it coming, quite frankly. So near perfect execution on the strike that ultimately results in the KO here tonight. So just over 20 total strikes and counting have landed. Bello montante. Boom, io stavo partendo con l'overhand. Back at the replay, it ends up a knockout, but this was really a No, strike una cosa athletic che cosa. ball that they touched well. I mean, a competitive fight that one guy finally Bella found the mossa. shot and ended the fight. But both of these warriors displayed a ton of Bruce Buffer has the official. Ah, vediamo se mi fa la riandata. Facciamo una riandata, vai. Non è che c'è problema. Ah, quello. Non becco Dillashaw. A cosa vogliamo alla fine questa? Okay. Okay. Well, thank Grazie you. Salvo, Bye-bye. grazie un bacio. Tim Elliott and TJ Dillashaw. Team Elliott, si è pigliato DJ Killa Show. Well, these guys have been on each other's radars for quite some time. senza tocco. Tonight, it shall be done. Both guys well-rounded. You think we're getting a kickboxing match tonight or what? You just don't know, right? Oh! Oh, un auto se lo pigliamo. Oh. Oh, no, però non... Ora, gestiamo, bell'inizio. Ora gestiamo, Oh! Big elbow. Ai. Ah, ma non lo piglio a questo diretto, cazzo. Ma non lo piglio. Well, perhaps a sign of things to Ai, come as he lands non già bella combinazione. Kick landed by each other. And they separate.
Buono. Buono. Dai. Dai, non ci vuole fare un vicino a me. Buono. Mamma mia. Ah, se ti piglio. Oh. Just missed with the elbow there. Splits the guard, lands the right hand. Oh, big elbow. Oh, mamma mia. Back to the feet. Fammi che. Ancora fare spacchioso. To go in a back Ah. and forth first round here. That one Lo faccio spacchioso. Lo faccio spacchioso. Ciao Gianca. Ciao Lucio. with his onslaught. E che cazzo è, Dio caro. Just out of the equation. Mission accomplished on that front. As he Man. gets the TKO victory here tonight. Come piacere, proprio godi quando questo godi alla grande. Che bello sto scambio, boom. Non me l'ha fatto vedere tutto lo scambio, solo quel profanare. Ci fu la parata andava a panza, boom, la catanese. No, la catanese ha ginocchiata andava a a calare. Io ho controllato il prezzo, per PlayStation costa 58 euro sorda, pare. Se ti ci appassioni può valere anche la pena, voglio dire, se alla fine questo gioco ci vuole credere un anno e speso 60 euro. Cazzo so, dai, ci vale. Vabbè, vai, sarà questo. O prossimo. Lo so, un pare, costa ancora, costa. Per Xbox costa di meno. La Catalisa è detta magari ah bella. Cioè che sembra la ginocchiata andare. Tu cugna bella, ma frate se ancora fare. Ok. Ah bella. Bello, tu un po' la tagliasare, sai? Io su tagliare sopra. Pam! Scocciati di quello. A ieri i film non ho mai visto un po' che incontri, i film non pare che scocciati di quello, sai, una tarata. Quindi c'è un amico McGregor che dopo 1975 tipo. Che c'ha la guardia a sinistra, cioè lui è a sinistra, voglio dire, è mancino, quindi c'ha la guardia al contrario. Lo scambio, gioco di cambio guardia 87. Non mi sento, ci stiamo in José Aldo. In José Aldo mi sento. La cogna, poi la bella c'è cogna questa. A centrifugge, a spaccare tutto questo, tutti tristi. And straight ahead, we'll get to a featherweight matchup between Jose Aldo Bastiano e and Jose Max Aldo. Holloway. Max Holloway ha fatto un incontro settimana scorsa, assurdo, che cosa, assurdo, assurdo. A mentre scavava le corpa all'avversario, a mentre parlava con chi a bordo ottagono, assurdo. E ora sto sabato c'è McGregor Poirier, Right, here we vai go. bare. Jose Aldo and Max Holloway. Legacies are on the line here tonight, two of the greatest featherweights of all time. In terms of adjustments, though, you gotta feel like Nova Uniao and Jose Aldo's team have made some as they try to solve this. I ship che è mano, proprio i ship, bare. Sta scippando che è mano. What a fantastic strike to throw at the exact right moment. Go finish this fight. Oh! Stammi andare. Andiamo a te, gestiamo. Allora, uno si mette nella testa una cosa, l'incontro non ha finito per forza per KO. KO è un'eccezione. La regola è che tu combatti tutti e tre i round e alla fine io che c'è. Dicono, oh cazzo. Oh, mamma, se lo piglio con l'ultimo, ma un mazzo. Alla fine io che ci danno il punteggio, insomma, che ho lottato meglio, se la portare a casa. Il KO è un'eccezione, nel senso, se tu combatti sempre per forza cercando un KO, la perdi. Un KO se ne esce, è bello un KO se ne esce.
Ah, Head kick there blocked by Aldo. da sfunna la panza a parate. Beautiful kick. Oh man, te copiai. Back to the feet. Ah, sbagliai. Sbagliai dopo. Basta, basta, basta. 1-2, 1-2 e via. Ah, Dio. Find that precise range with the high kick. Ma dire un po' con tuo corpo, ma dire. Ai, minchia, meno male che mi stava parando. Those hands never leave. Meno male che mi stava parando, perché a casa mi mandava dopo. Most times you Ai, ah no, che minchia faccio, magari io. Bello, bello lo prendo che so. Gestiamo, è gestibile, funno. Portiamo con te, vediamo come è combinato in terra andando. Manco se la figa, manco a preparare sono in terra, questo qua. È troppo debole in terra, se siamo. Non c'è manco piacere, almeno ti da preparare i pugna quando ti abbiamo in terra, impari. E che cazzo sei? Ah, Tare non lo piglia, non lo piglia. Ma la figa, ma che devo fare questo, impari. Ai, non ti sbagliare, lo pigliare in contratempo. only exhaust you because every moment he's trying to throw to knock the opponent out, you're just getting there. It doesn't feel good. It's also embarrassing. E dici manacciate che stai fanno magari io però. I mean, look at the commitment. Ai. Vai ora. He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Oh mamma mia. Vabbè, ora se ci muore, impari, non è che ti posso salvare io. Oh ma staccato cose. Ci sono nervosi, staccato cose. Ci sento, perché non mi vedi? Non ho messo la webcam. Mi serviva sempre questa cosa in guardia, sai, alla fine ho capito questo. Cioè ogni tanto ci sta, ma sembrano un po' mi inibisce forse, no? Cosa? Trino vibe, ciao Simo. Ciao Simo, ha cominciato buona la serata, due match, anzi 3 match, 3 vittorie. È uscita la patch oggi, hanno bilanciato qua e là qualcosina, un po' di stamina, un po' con un po' con l'auto. Sembra più fluido a livello di, appunto, di gestione dell'energia, ma magari come partono i pugni hanno aggiunto qualche animazione. Non hanno aggiunto Marvin Vettori, figli puttana, avevano detto che erano da aggiungere sto mese, invece hanno aggiunto un altro. Hanno aggiunto una nuova versione di McGregor e un tipo polacco, il rosso, non lo so. 5 spettatori stanno abbonando, minchia, se già abbiamo la pillola pronta a cosa? A Costa Azzurra, mi pare. Josh Hagar. Morfire. Già oggi che la batteria mi è caricata. Vabbè, mi ci sono messo. Vabbè, a parte che suono sui pezzi quelli proprio drumless senza batteria che devi esercitare. No, tutti i generi, reggae, funk, rock, tutto quello che vuoi. Oggi mi viene la pensata, ma di ammettere devi. Vai, i pezzi proprio cantati a dancehall, questa cosa che mi sono un po' i pezzi a Idonia. Cosa cazzo ho messo poi? Vabbè, Sizzera ovviamente, vai. E ci suonava sopra che la batteria misura IP Sizzera e ci suonava sopra che la batteria a volare, vai. Minchia, avevi pensato tutto il tempo che hai suonato, vai. Pensavo quando suonavo che la batteria faceva la tastiera, porca puttana. Io mi scupurai, io mi scupurai. Dici che se mangai. Sì. A forza di fare bei tempi, passare 20 anni. Vai, a casa siamo o parcheggio o Carrefour, a casa combattere. Bella parata. Ah, brutta. Oh, che schivata. Vai che per andare a panza, vai comandante. Vai per andare a panza, 1-2 per andare a panza, bravissimo. Andiamo le gambe. Ai, minchia il corpo che sto a questi pezzi di merda. Ehi, cavallino.
Oh, cavallino. Comandante Cacciazzo, questo è bellissimo. Pare da vascio. Noi stai in vascio tutto il tempo. Questa smanacciata, stiamo calmi, mi pare. Bello counter. Ah, che bella che sta. Ma perché c'è dire con l'auto? Bello l'automandante, dai, abusare magari l'automandante. Ah. Vai, giocamo. Ah, perché non mi trasi un counter luogo? No. Brutto. Questo è brutto stordimento questo. Cosa andiamo a fare sul check? No, non mi trasi la parata. Buono. Oh, sta trasendo troppo voti più che pugna, pare. Vediamo come si interra. Tirano go, non troppo. Ah, bastardo, ma cancellavo. Ora. Vai, che siamo sopra. Ah, bastardo, bravo. Sta scesi. Ah, no, che sbaglio. Ma ce l'ho. Non sbagliare. No striking, stai sbagliando uno striking, Ha giocato buono, Però ora nello striking e dirà la verità. Ma perché non già se montanti di questo? Mi spiego perché mi sta pigliando un tempo. Che pugno, ma di scavata. Mi sta pigliando un tempo, che stai a dire? Si abbiamo pagato di auto. Cioè, si abbiamo pagato vascio, maledetto. Va bene. Scopperai una hit, certo. Io ma scopperai quando ci azzeccai. Ne se mancai. Vai. Focused. Vai, pugna. Rispetto. C'è rispetto. Mi spaccavo il cuore, non c'è rispetto. Ehi, molla, cavallino! Io non devo che c'è porto, non mi interessa. Che fottendo? Si è caputo che lo faccio. Non sto da strada, no. Non lo possiamo fare andare. Sì. Come cazzo c'ha sempre suo, mio mai, Dio Cristo. È bravo in difesa, si sa preparare, cose giuste. Non è tanto bravo col movimento di testa, ma chi so manco io. Quindi. Che persino ci sta facendo. Vai che è finito. Vai. Proprio lui. Vai con un po' di carica agonistica. Fatti uscire tutti i vini fuori. Io parcheggio con Carrefour. Proprio lui. TJ Killa Show wins. Vai più vai. Che regnate. Tommavo. Ci fu quel problema e poi ci eravamo montando adesso. Arrestato tipo cade, sta bucata gli sotto. DJ Killa Show, vai. Se mi metto a fare un DJ un giorno mi faccio chiamare così, va bene. Ciao Joyelier wins. Killa Show, vai.
Davison Figueredo. Io mi ce la faccio arrivato qui, cioè, ci tocca, sa la merda, comunque reale, ha combattuto, bello match equilibrato, poteva vincere io, ha vinto io, ci stava arrivato. Più forte, no, uno deve essere anche realista e modesto, ma soprattutto realista. A voglia che c'è questo premio, che ti ha mangiato la gara, t'allenare non sti gioco, t'allenare, ma t'allenare forte, tipo che è stato a combattere per davvero. A parte chi doveva venire fare cambiare, che faccia quick play, che gioco, no? C'è proprio tutta la sezione palestra, carriera, ci sono tutti gli allenamenti che puoi fare, che vari coach a terra, cosacco, muay thai, pugilato, un casino. E torno a DJ, mi piglio, un pare. Un killer show, un pare. Ho iniziato la carriera come personaggio mio, che è che se lo si vede che comincio l'incontro quando faccio il classificato più che altro. No, vabbè, si vede magari prima. Ma ho iniziato, ho fatto pochissimo, 2 incontri forse ho fatto. È bella la carriera, c'è tutta la parte ovviamente pre-match, quindi allenamento, promozioni, queste minchiate che promuovono match, attorno al parcheggio Carrefour, diciamo, vai. Qui mia kid Figueredo, un paio, campione bantamweight, Figueredo è un pazzo, è brasiliano. Dai, pigliare sto tutto il tempo a te, perché tu mi ha pigliato il tempo, tutto il tempo, mi ha pigliato il tempo. Ah no, non mi trasi un... perché non mi trasi Dio Cristo che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo. Perché ti andava la panza bella, sai. Minchia buoni stiamo ingugnando. No, non ci si va per andare la panza. Ah, mi pigliavo tempo. Non gli devo permettere di prendermi il tempo. Ecco, tipo dopo. Minchia poi scippo con questo però un paio sono pesante. Sono pesante questo. Susiamone, dai. Ancora è lunga. Già stiamo in terra, Dio Cristo. Oh, Aniesce me lo cringe, ci compra la minchia, un bar, prima ti porto in terra, Oh, ma che ne scio! Ma che ne scio, scippo in arriva, peccato che non corcare. Peccato che non corcare, dopo ci sta via corcata. Oh, ma tutto lui. No, mi sciuppai i pugni andava la faccia dopo, infatti. Ah, è bravo, Picciotto. Io non dico che devo andare a giocare un po' con terra, vai. Oh, andiamo a giocare un po' con terra. MMA non è pugilato, dice che mostrare sulla città, non è vero, mostrare sulla città. Ah, peccato, mi feci perdere che cazzi pugni. No, sì. Va bene, si yoga. Bella la smanacciata che gli ha dato stavolta. Tu magari un corpo piazzi di merda. Oh, piglio, counter quando è capara tagliata così che cazzo. E tu mi countera sempre a mia, io mai... Buono ma un cognato che così, magari la differenza che stiamo che c'è. Assai. E tenere in terra per fare i punti. Questo mi convenisse portare a le punte, perché per in terra non sarà facile. Devo puntare molto sulla difesa, devo puntare. Va bene, dai. Dai, devo puntare molto sulla difesa, è forte, Se riesco a prendergli il tempo in piedi, e allora ok. Mi prende il tempo in piedi.
Video tempo che in piedi. Ah, che persino. Ah, poi non ci vedo. Ah, no, 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 no. Questi sono minchiati, non sono affari. Che cazzo. Cavolo, mi gioco io. Mi gioco io così. Impressa. Io la difesa con la testa, bella bassa. Chi lo soffri? Per andare avanti, chi sta soffrendo? Chi sta soffrendo tutto? Non mi c'ha io, man. Mi piglia sempre il tempo, mi piglia. Oh. Mi prende sempre il tempo. Ah, buono, buono. Ah, merda, sbagliai. Ah! Vai. Britto cazzo, Britto. Britto cazzo. Ah no, coglione! Tranquillo, tranquillo, capite, sei stornato, vai. Ai. Segno perso per questo. Mi gioco io. Solo a terra posso vincere. Bella difesa. Bella difesa. Che caro, ma perché mi scopro? Mi scopro sempre sul terzo. Bello, bello. Quello dovrei imparare, il movimento di testa. Se imparassi bene il movimento di testa, ai. Forte, vai. Ci sta. Ah, mongugnato. Ci sta. Avevo tanti danni, avevo preso in testa, voglio. Capare e danni. Bello il match. Vediamo i dati incontro. Ha fatto 4 stordimenti e 5 knockdown, già da lì, a parte i numeri, poi. Primo round, i giudici lo davano a lui. Vabbè. Ci reincontreremo. Sì, a terra dovevo puntare di più a terra. Questo sicuramente, però gli dovevo anche, insomma, un po' di match all'impiedi. Andiamo avanti. Vediamo che esce. Andiamo a comprare Tony Ferguson. A me per esempio piace tantissimo Dos Anjos, ma c'è il problema del cambio guardia. Cambio guardia, poi sta facendo una stilla e mezzo. No. Andiamo su Tony, ma. Quindi a Giorgio Sampieri lo si vediamo, certo. Rispertasi. Gilbert Burns, vai. Chi è il ragazzo dello studio? E minchia, mi ricordo di Simone, mi ricordo che a cura. E mi dispiace, ma mi sfugge un attimo. Gioiere, aspetta. E mi sfugge, Dio cane. Scusa. No, perché gioco Carrefour. Non mi ricordo, sai, Simone non mi ricordo, io a cura mi ricordo. Cioè, le ragazze, non mi ricordo.
Bello. Sto provando anche delle cose nuove, tipo tirare i pugni invece che andando sempre in avanti, stando fermo, perché escono più veloci e più potenti. Però non è facile, perché spesso capita che poi rimani scoperto. E parco poi quando dice che bestemmia, poi si bestemmia, poi sono. C'hai un parco, bestemmia. Ma che mi dico, che cazzo faccio? Dai, io camo, dai, perché faccio queste minchiate? Fanculo. Bello. Oh, ha visto che funziona, ragazzi, i cazzo, i pugni, i fermo, funziona. Ai, che cacco, mi sto facendo fottere, una ste minchiate. Mi stai fanno fottere. Stavolta CP mia. Merda che sei. Di nuovo mi sono fatto fottere. Oh, a scringia, mi gioco un bravo minchia. Vai, commazzammo. Vai, cosa mortiamo. A casa, vai a casa. Un baratone, faccio calcella, un baratone. Ha sbragato tutto. Con quel paello, ma io non mi ho comprato nei Ferguson. Avete visto Tony? Me coglioni, tirare i pugni ai fermo senza ir in avanti o in arriere nel momento in cui tu stai tirando, te ne escono più precise e più potenti e più veloci. Però non ne fa, perché se esageri resti scoperto e hai la piglia in culo, tipo la dice il cucchiello. Tony me coglioni, vai. Me coglioni. Un po' di stats. Dominatissimo. He's good. The finishing of the floor. One check, one two. E se ancora la barra non t'ha ficco, chiò. Alla Bounty. Io pensavo che non mi piglio Alexander the Great Volkanovski, Alessandro il Grande. Oh ma Tony McGregor che 3 anni fa, che l'hanno aggiunto oggi questo qua. Una versione, infatti c'è manco da dove giocare la tigre in da panza che preso con scemino dopo, io ho detto e sarà c'è figli di buttane ora. Vai contro il Conor McGregor invece dei giorni nostri. No, non lo prendo Conor McGregor. Ora mi immagino, McGregor è fortissimo. Se ti becca una volta precisa con un più 1, 2, 3 si inderra. E a volte finisce così una vinta 100 secondi e a volte invece fai tutti e 3 i round, per dire. Oddio, ultimamente capita sempre più spesso, sempre meno spesso che finire i punti. C'è una miso magari la balgoniata che deve danno. C'è una miso. Avanti. È un bastardo con che razza, che piega, come spacchettare è bastardo. Se arriva, perché non arriva, chissà. Che cazzo è? Wow. Oh Giuseppe, facci sognare Giuseppe. Uno me ne attacca. Quando me ne 1, 2, cavalietto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ho detto mangiamo il greco, che cos'è?
Io gliel'ho fatto un colpo di 1, 2, 3 a città. È rimasto 1, 2, 3 io in terra. Porco Dio. È forte McGregor, non è forte, però cazzo è sgravato così. Certo, mi sono preso un calcio in testa e a terra ho sbagliato a difendermi. Però, cosa vi avevo detto? Prendici il corpo di seguito, non sembra una riuta. Pigliaci il corpo di seguito contro McGregor, sei a terra, l'avevo detto io. Vediamo se sa a colla. Guarda, quanti pugni ci siamo dati? Niente, non si è accollato sto figli di sopra minchia. Dio porco. Ma sto cavo guarda. I sopra minchia, Dio bastardo. Già ne avevo lasciato già nel 3000. E sono le quick play, se fossero ranked. Io perché certo gli staccano direttamente dalla console. Ancora uno. No, con questo ci ho già lottato e ci ho perso. Vai. Che è di prima, no? No, il tizio di prima, è il tizio di prima, no? Non lo so. Non lo so se è il tizio di prima. Nematov, prenditi il russo. Oh, a cosa mi piglio? A Khabib Nurmagomedov, al massimo mi piglio. Menomatov. Che andando ieri ha combattuto suo cugino. Debutto in UFC, ci spaccavo il culo a Kiddo. Peraltro ha vinto nella stessa maniera, lo stesso giorno che 7 anni fa, però Khabib vince nella stessa maniera. Massa cucina, allucinante. Yoga, porco. Iddo, no? Non lo so se è bella. Of course he did. He is a king, the king of Rio de Janeiro, Brazil. Will take a different approach. He will make sure that he is guarded. Make Conor McGregor fight him over a long fight, which is where he has excelled over the course of his career. No, cazzo, gli avresti mosse in controtempo che ti fottono. C'ha un set di mosse veramente che è particolare McGregor. Ti prende in controtempo questa cazzo. Porco Dio. No, non mi ha bloccato, bella. Lo faccio vista, vai. Oh. No, sto cringe in merda, molla, dai. No, io non ci ho passato. Io non ci ho passato, sorry. A questo cringe che finisce, campare. Ti sparo in da faccia, i suoi arrivano c'è forte. La posizione. Dai. Ah, beh, spammone che cringe che stiamo caputi. Stiamo caputi. Questo che mestiere fa. Deve fare sempre la stessa cosa, siamo caputi. Ma si può che mi tira un pugno e mi ammazza, io pisto non ci faccio niente. Ma si può. Cioè, carcagnata in da testa e la città, la città.
Porco Dio. Senza pietà da incugnare. Senza pietà. Senza pietà. A così. Ho piacere. Sa, capito? No, minchia, sottomissione mi ha portato. Ah, una crapa e poi manca una caccia seconda, ma è una crapa. Oddio. Ma la faccio solare. Ma la faccio solare. È assurdo, Simo, assurdo. Cioè, lo state vedendo, non è come un miento io, lo state vedendo. Poi non lo so. Accomodata, accomodata. Vabbè. Va bene, va bene. Ah, non manco un pugno, ma piazzi cane, sì, in cane, sì. Ecco. Carcagnate in dei tempi. E non si fa niente, non si fa. E non si fa niente. Vicina, vicina, che da scanda, vicina, vicina. Vicina. Producer's been busy tonight, DC. 49 total strikes have landed for Jose Aldo. And if you care, just over 40% on the connection rate thus far. This fight's going to be over. Capito che è incredibile. Cioè lui spamma 4 minchiate. Che porca puttana è, ammazzalo. Ammazzalo, che cazzo, ammazzalo! Dio Cristo! Dio Cristo! Guarda, Jose Aldo corre come un pazzo, te, ma qui non sa perché fa. Ah, che cazzo con Dio, eh! Ah, stiamo buono! Dio Cristo, Dio Cristo. Oh, corpo stiamo a buono, ci fui, ma comprare questo Jose Aldo. E così da un bar. Dio Cristo. Inizio sclero. Perché era Jose Aldo? Qualche graffio, ma cose che ammattano. Ora arriva, non arriva, io non lo so se era di prima o meno, ma con questo ci aveva perso la prima volta. Ora stiamo 1-1. Poteva giocare volendo, invece no. Allora, guardiamo un po' di dati che è sempre importante. Ah, è massacrato. Cioè, guardate i dati, ne ho più perdo la partita. Guardate i dati. 50 colpi significativi ho messi a segno contro 22 dei suoi. Peraltro io ho più del 50% di strike, io invece al 33%. Colpi totali pure lì. Primo round lo davano a me, ok. Andiamo avanti. Il controllo a terra. Quando lo tieni a terra, chi conduce a terra, chi sta sopra a terra, in poche parole. Quando si a terra. No, quello si sta mettendo a posto la mascella. Remix, il remix che sono i core, un paio di core. Vabbè, poi considera la colonna sonora UFC ha remixato questo tutto praticamente. Ma quel dato era buggato secondo me a Gianca. Cioè 1,28 lo doveva dare a me, non a lui. Cioè penso di essere stato che il torna, minchia, stasera io con tutto con McGregor, un po' che avevamo caputo. Stasera io con McGregor, che ti dico, no, mi sa dire giocare sempre contro McGregor, no.
Stasera io quando tocco con McGregor facciamo così, aspetta, tolgo la sua categoria, Rico cazzo era, pensi che Jerry forse? Dobbiamo fare i sé. No, era buggata che per forza sono stato più io in controllo a terra. Allora, i pesi. Ma manco una firma, ecco perché non me ne escono mai. Pesi più, ma va bene. Allora, nei welter, rido. Se mi esce, o nei piuma. Oh, mi sa che nei piuma, che leggero e welter lo posso lasciare. Metto i medi. Allora, io i welter a questo punto metto i medi che c'è da sagna, che ci voglio giocare. E nei pesi mosco, che cazzo c'è? Metto le 3 femmine, va. Bow. Anzi, l'ultimo film non la avevo. Vai. Money in the pocket. Nei piuma che era, sì, perché è abbastanza sicchi corporatura magari. Almeno credo, vabbè, lo scopriremo solo da via. Ah, filmane subito, bello. Amanda Nunes, manca a dirlo. Oh mamma mia, che foto io avevo visto. Oh mamma mia. Minchia, la Cyborg, proprio derby, visto che era i filmane. Allora, quelle che sto facendo io sono tutti quick play, Giancarlo. Come se fossimo alla sala giochi, io sto giocando dopo un gettone ma sfide, ok? Senza classifiche e senza niente. Quando faccio le ranked, lì ci sono tutte le classifiche invece. E ripeto, abbiamo 2 top 10 mondiali siciliane su questo gioco. Combattono tutti i fine settimana praticamente. Cioè, ci sono proprio le promotion dei combattimenti online, in poche parole, va. Vai. Andiamo a sangue un battucche di film, no? Brutto. Per tenere lo spazio sto merda. Vai, cacca persina. Merda. Oh, che cazzo è? Perché mi stai facendo dominare di sta maniera? Minchia. Che cazzo. Sta mixando benissimo. Corpo, faccia. Questo sa la figa a giocare, ragazzi. Questo a giocare sa la figa. Altro ragazzo. Io gli do troppo tempo per avvicinarsi, gli do. Sa pressare, tutte cose può fare. Vedete come mi pressa, non va mai indietro lui. Non va mai indietro, mi pressa sempre. No, coglione. Mi stavo parando basso. Ho massacrato. Mi ha pressato tutto il tempo, non è facile, non è facile. Quando ti pressano e poi non c'hai il movimento di testa, lì su cazzo. E poi sapeva mixare bene i colpi, a voglia, ho fatto un sacco di scambi, basso, alto. Forte. Forte. Forte sì. I maschi meglio, perché non ti piacciono i film, scusa? La Cyborg è maschio praticamente. Anche per steroidi è stata scarificata, non mi ricordo da quale promotion.
Sono troppo... No, ci sono quelle belle, io cerco di dire, Rose Namajunas è bellissima, bellissima, vai, cerca, Rose Namajunas, bellissima, peraltro campionessa. E poi c'è l'altra, Radney, come cazzo si chiamava, sei un po' più animalesca, però sempre bella. No, Namajunas è proprio... cioè, una pupa proprio. Una pupa. La faccio vedere dopo. Beh, sono poco così, fare un chance. Confermo. No, a me piace combattere con i film invece. Cambia un bel po' il gioco con i film, no? All right, coming up next, we get to this lightweight tilt between Tony Ferguson and Conor McGregor. Capito la fissazione, vedi, Dio Cristo. La fissazione, vedi. Oddio, se non fosse per la guardia, forse ogni tanto lo prenderei pure io. Confermo per la ragazza, no, è bellissimo il Rose Namajunas. Non so se l'hai vista adesso tu con i capelli rasati, penso. Cerca le foto vecchie quando aveva i capelli un po' più lunghi, sempre in UFC che combatteva. Vabbè, che magari che i capelli rasati è bella, anzi forse più bella. Minchia. Cominciamo a cominciare. Ah, ma capito. Ah, pigli con questa accomatata, come ci facciamo se lo pigli, cazzo. Sempre che cringe. Oh, che persina. Cioè, è incredibile, è incredibile. Ti basta smanacciare con Conor. Ti basta smanacciare. Non perde stamina, non perde niente. Incredibile. Fucking unbelievable. Ah, sbagliai, se faccio un passo in avanti un macino. Se faccio un passo in avanti un macino. Oh, che cazzo faccio? Perché non... No, R1 mi ha saltato. R1 perso, mi sa. Piaciuto. No, che abbiamo la stamina in terra, non pare. Merda. Ho provato, Ai, merda. Meno male che scovare il gioco. No? Vediamo uno bello. Che cazzo è? Fattivo, Tony. Clean! K.O. Bastardo McGregor. Bastardo McGregor. Ma bellissimo, dai, io stavo provando una schivata forse. Sì, stava provando una schivata, si è presa in faccia, proprio cinecino. Stavo abbassando la testa per schivare lui. Boom! You masce mascurai. Huge win by TKO for him here tonight, a seminal moment in his UFC career, and that could hold L'arbitro in questo caso si chiama Herb Dean. Herb. Ciao McGregor, buggato del cazzo. La sto facendo passa. Una bella partita alla play. Ma tu da a sta play quando fu il primo Rocky Down. Gianca. Allora te devi raccattare UFC per subito. Ma ci stai giocando? O non giochi quando c'ho?
No, cioè, se toccato è cattato 4, è normale. No, dico, ci hai giocato in generale o da accattare sti questo è il mese di abbandonare. Il 4 è l'ultimo, sì. Gli attannei film, in avanti, uomici di film, non lo faccio per voi, va bene? Uomici di film. Aggiungiamo qualche altra categoria maschile, però, vero? Non ci sto fanno troppo beh, a me non ti passo tempo, ma che fai? Oddio, tu passo tempo là, con la musica e cosa va, che certo non ti manca, però un momento di svago ogni tanto ci sta, no? Che uno fa una cosa diversa. Cioè, metti i pesi di Mosca o il gallo, mettiamoci il gallo, va. E i massimissimi, va bene? A voi, tutte cose ci abbiamo praticamente, vai. Shit manizzo. Miserable. Rebel! Ah, Super Bounty non ci è suonato, sai, non ci pensare, come ci suona Super Bounty? Facciamo un corpi bulletproof skin, ma bulletproof skin. Minchia. Robert Whittaker. It's time. Bare, sto sabato c'è l'UFC, c'è McGregor combatte contro Poirier e poi c'è un sacco di bello incontro comunque. Ce lo possiamo vedere assieme in streaming se vogliamo, c'è gli abbonamenti, facciamo, apriamo una camera privata, un programma qualsiasi tipo Zoom e nudiamo. Mosci piezzi. Avanti, dai, combattiamo, dai, non ti sappiamo che fare la mossa che è la mia. La mossa mia. Yeah. Figate. Well, I might need to borrow that inhaler, DC, before we get through this one. Round one is underway between Robert Whittaker and Israel Adesanya. No, come non piglia. Mi spiega come non dai. Questo è bug, cazzo. Cioè se mi corto e corto siamo, una parata di chissà e non lo pigli. Guarda, come si è combinato. Allora, che devo prendere? Già, manco una volta abbia fatto stasera, capisci? Migno. Sta capito? Guarda che ha visto che si sto malato con questa cazzo di faccia che hanno fatto, ma chi ha parato andare avanti con te. 1, 2, 3. Oh, ma tutti coglioni, caccia il no gioca presso. Ma poi che se non lo pigliamo in questa volta, dai. Porco Dio. Ma che è nervoso, da sfunnata testa, Dio Cristo. Ah, sono un coglione, dai, che stai da davanti a tagliarlo come uno scemo. No, Guarda che tu cazzo, come andare? Io. Minchia, questo sa per difendere, ragazzi. Questo in terra non ne esciamo. Questo in terra non ne esciamo, ragazzi. Già stamina in terra, ma no così in terra anni. Mi bisogna pistare. Cazzo, mi prende il tempo, mi piglia sto bastardo, mi piglia il tempo.
Good job by him there to raise the guard and protect his head. Ah, He's doing a good job of keeping the guard high, blocking his head, making sure he's not taking those damaging strikes up top. Big punch lands over the top. che cazzo, non arrivo mai prima. Oh, vaffanculo. Well, that'll quiet the storm. Shot blocked by Robert Whittaker. Oh, John, that Ultimo takedown, fa punti, fa punti. Ah, è forte, è forte, è forte, Puncher's chance coming in. Big è forte. down for him in the previous Sì. Io il problema mio è quando mi pressano troppo assai. Quando mi pressano troppo, allora ti mandano in confusione a un certo punto. and just like Non hai tempo di pensare al contrattacco Robert Whittaker. e mi manca il movimento di testa. Se avessi più movimento di testa. it's such a fast leg kick. Oh, that right hand is on point. Ah, bastardo, se la parò. Starting to do some really Ai ai. connection right there. Si fotteo. Todo si fotteo. Todo si fotteo. E c'è la bella. E per fare la bella ma dire in clinch, cioè ci dobbiamo afferrare, diciamo, no? Oppure tipo lui mi deve parare un calcio basso. Mi paga un calcio basso, sai che me lo afferra quello che si mette un cazzo sotto la scida, o piede sotto la scida, diciamo. E io da lì devo afferrare la testa e con l'altra gamba, quindi devo cambiare tasto. C'è tra la bella, andare a centro di faccia. Maradona. Ma mi sa che è di nuovo lui. Anche quello di prima era livello 7 o sbaglio, boh. Non lo so. Bella. Justin Gaethje contro un Maradona Ferguson. Che bella. Che bella. All right, coming up next, it's a lightweight bout between Justin Gaethje and Tony Ferguson. Ready to fight. Round one. Rispetto, Barra, rispettiamolo. Trying to establish that jab once again. Well, he's got the reach advantage. Mi sa che chiedo l'andora. Nice job there to find a home for that jab. Nice straight punch. Edge of your seat action as expected so far. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Ah, perché non già subito con cazzo comandante con bastardi? Great feel for the striking realm early. Gesù, Giuseppe e Maria magari. On point. He's doing a great job of mixing everything up. And he landed the right hand there. Dai, sono sceso giù con la stamina. È un altro sbaglio che non sa fare, questo. Scendere troppo giù con la stamina. Perché prendi quando c'hai la stamina troppo giù, un corpo sente molto di più. The target, he telegraphed that one and it gets blocked. Big punch lands over the top. How's he gonna follow? Dai, Nice body. bello il counter è stato. Oh, vai. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's gotta press him. He's gotta go chase that finish down now. Oh man, how is he standing? Brutal knee to the body. Ah, sbagliai. Oh, straight right. Anche persino non ci io, non ci credo, anche persino. Non ci credo, non ci sono anche persino. Every time these guys come together, man, you just hear the punches and everything landing. Both very powerful, very explosive. Ah, perché non ci un montante, logo? Perché? Porco dio di nervoso. Punch coming, it's blocked. Ah, io ti faccio un Superman punch, ti faccio, Dio Cristo. Ah no, non mi ci faccio un montante. Vai che non lo fece, mo. Vai che tu mo come un sacco di patate tu mo.
Vai, 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 vai. Senza bisogno manchi fare ciao, bella. Appoggiati. Stasera, ragazzi, serata di grande soddisfazione, così. Serata di grande soddisfazione. È sempre lì la cosa, sti 3 pugni li ho tirati fermo, senza ir avanti e senza ir arrière. Visto come già sono belle, quando già sono a capo per quel pugno a martello andare a testa. È fondamentale sta cosa, però è molto facile, essendo così fermo, in pratica sì, ti scordi per mezzo secondo, ti scordi di tornare in guardia o comunque di ritornare a muoverti dopo che sei rimasto fermo. Ora arrivo da ciao, quindi ci tocca. Ed è lì che rimani scoperto. Un paredone non si cambia. Quella si poteva pigliare. È incredibile così. È vergognosa sta cosa però. È vergognosa sta cosa. Alright, coming up next, it's a lightweight bout between Conor McGregor and Tony Ferguson. You ready? You ready? Quindi ancora manca cominciato, già siamo in attesa dell'avversario, piglialo. Dai, sto schifo, Dio porco. Ciao. Sto cazzo. Forse se ne pentiva alla fine, può darsi, no? Facciamo la samara mangiare era pronto. Vabbè, in mezzanotte, dipende in che zona del mondo vive. E allora alla fine Giancarlo che fa? Ti sta accattando un FC4? Ah, vuoi diventare un fighter, magari tu? Ti ha peccato, non potevo giocare assieme. Non c'è il crossplay, non c'è figli di puttana. Non si auge. Attorno Kiddo! Attorno Kiddo Cantora! Ecco che c'è di giocare con Giose Aldo. O con Kill la show. E c'è con Aldo. Siamo come felici. The musical power that I recommend. Vai Giancarlo, sai che cosa ti puoi scaricare gratis per PS4 che vogliamo giocare assieme? Rocket League, che ha visto se giochi macchine con pallone a cui ho giocato il pomeriggio. Vedi che è spacchioso. Non me lo sono cagato per anni, proprio schifiato senza manco provarlo. Ci giocavano i miei amici, io facevo, ma che cazzo è, ma che minchia io qui? Oh, ci ho giocato una volta a schifoso. Hanno cominciato a farne pressare e a farne pigliare il tempo. Ah, il tempo ce l'hanno a pigliare niente, ce l'hanno a pigliare, sti pezzi di merda. Bella, bella la scavata, mi è piaciuto. Bello, magari la mia è stata bella però. Il grandissimo, magari la mia è stata bella, eh? No, dove hai mancato, sincero, dove hai mancato? Quando non manca, non manca, ma quando la parata c'è e non c'è, se girano i coglioni, girano. Vai. Bella. Stamina, che vediamone. Ah, questo qui panna che ci voglio fare. Sta bella mossa che dice, bella. Però. Questo no, il ritorno. Il ritorno non dava pareste però. Bello. Se ci siete con pugni, la stamina a zero, mi ammazzava.
Dai, che mi ha giocato buono, non perdiamo ora alla fine. Cioè, alla fine, oddio, ancora ho cominciato ora. Io mi è muccato, già un sacchi stamina mi è muccato, no? Un sacchi stamina mi ha mangiato. Ah, sbaglio qui, pedata doveva entrare qui. Buono sta giocando, meglio di prima sta giocando. Però. Sto cazzo, ma la stavo cauca aperta per vedere. Ero totalmente scoperto. Ero. Tra Xbox e PC, no, non c'è per PC il gioco. Secondo me no, non penso. Cambia molto da categoria a categoria, da giocatore a giocatore, cioè tipo il giocatore che scegli, cangia la cosa. E poi una cosa è giocare contro una persona contro cui non hai giocato mai, quindi ti devi, come dire, adattare sul momento. Una cosa invece che alcune persone già ci hai giocato e bene o male ne conosci qualche caratteristica, ecco. Bellissimo calcio, bellissimo KO, pulito, clean, che è il colpo che ogni tanto esce a tutti, Cioè, bello a sto punto. Non prenderò Aldo. A comprare il DJ. A comprare il DJ. A comprare il DJ. O Aldo. O Aldo. Ah, riprendo Aldo, vai. Cioè, a volte anch'io ho avuto questa sensazione, cioè, ma che c'era da joystick a neutro? Però tipo c'erano difense proprio veramente nette, nettissime, il dubbio era fondato. Poi può essere a casa sono 2 o 3 amici e si passano joystick, no? Capita. No, a me. Rispetto, un bar. Dai, no, se fotti io. Che dio porco. Ah, peccato, vorrei fare la riota con questo, dio e mezzo. Ho contatto. Ma che c'ha io Maria, che mi stai scaricando? Oddio, non che sia un problema perché c'ha 100 mega. Però. Sappiamo già che non è quello il problema, ma è un buggerino gioco. Oddio, stasera in confronto ai match che ho fatto, questa è la seconda volta che lo fa. Ho fatto più di 10 match. Va bene, capitai. Poi aspetta, vediamo se riesco ad aggiungerlo a questo. Hai giocato di recente. Sì, lui è. Intanto lo aggiungo. Amico. Nella lista amici. E poi lo invito. Oh, lo fai infodare o no? Ah, devo schiacciare prima. Vediamo se accetta. No, non accetta, sarà già in partita. Ci sta godendo la vittoria che ha fatto. Un minchione. Vabbè.
Ce ne cerchiamo un altro. È il mio compagno di sparring, ma a proposito, ma che fine feci? Netflix, ci spieghi se vuole fare spar. Vai. Bro, rigigere. Specchio. Andiamo. Netflix si sta attaccando. Io si è messo a lasagna, si è messo come pupo. Vabbè, intanto la faccio partire, così risponde. Che lo so, mezzanotte e un quarto, vabbè, ancora qualche match. E mi voglio dire Versailles su Netflix, bellissimo. I francesi mi stanno un po' sulle palle, però bisogna ammettere che è una storia allucinante. C'è sta serie bellissima, 3 stagioni su Netflix ovviamente, che si chiama appunto Versailles. Tagliata via, bello, c'è la maschera di ferro, c'è tutto così. Bello. Guardalo Simo, perché se ti piace, insomma, io gli è cresciuto a D'Artagnan e i Moschettieri del Re, ma anche film e altre cose su quel periodo lì francese, no? Della storia francese, la maschera di ferro, il Re Sole, tutte queste minchiate qua. No, il Comité, che merda. Veramente, veramente bello, fatto bene, fatto bene. C'è un sacco di pacchi, un sacco di footere, però un sacco di intrighi, insomma tutte le minchiate da palazzo, perché danno che Luigi fosse portare tutta la nobiltà a Versailles, c'è la chiesa, c'è tutto, un bar. È bello, 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 bello. Ehi. Dai. Che faccia la bella, invece di la bella mia. Dice che sia bella. Oh, cioè, il tentativo che bella che sa. Abbiamo massacrato sto scemo. Oh. Ah, mi sa coglioniare però magari. Oh, è Smollett, un bar, questo cazzo di cringe in merda, Dio Cristo. Ancora. Sto smanacciando come un pazzo, stai smanacciando. Andiamo a terra, andiamo. Non ci voglio in terra. Ci voglio in terra. Ti piace in terra? Ti piace in terra, vero? Brutto in terra. Andati come un compagno, mi picchio un po' di resistenza. Ah, ma che c'era un bastardo, vabbè, ci sta. Adesso esiste, ti piace terra. Oh. Stiamo in terra, Iadio. Stiamo in terra, troppo sprecato io. Veramente. Oh, ma io stiamo a giocare ma che cazzo è? Vai. No, stammi a terra. Vai che non facciamo. Ah, cagate. Dai. Stai attenti perché noi abbiamo sprecato troppo in confronto a lui, La voglia siamo sprecati in confronto a lui. Non mucca molte cose in confronto a lui. Questo a terra non ci voglio giocare, non ci piace.
stamina troppo a terra, più di 2-3 colpi veramente non può solare. Ai ai. Va bene. Figurati Simo che io ho cominciato a vederlo tipo l'ultima stagione perché lo stava guardando mia moglie. È una cosa antiseccata, una cosa antiseccata, ma sottai e cominciato a vedere l'amico. Quindi mi sono visto la terza stagione e ora ho incominciato a guardare la prima e la seconda. Tipo il film, sai, quando prima ti fanno vedere la fine e poi rewind, ti fanno vedere come tutto è iniziato. In pare, pugno niente, sì scorretto però, in pare. Stamina troppo in terra, troppo in terra. Troppo in terra. Ai. Ai ai. Completamente fuori tempo questo intervento che hai fatto. Molla, mi pare, molla, che bastardo. Per andare a mia. Non c'è caso montante. Oh. Ammazzò, stamina rossa. Stamina rossa, stamina a terra, ammazzò. E vabbè ragazzi, ho fatto quasi 15 match, sogno un po' stanco magari. Tutte tarate, tutti di seguito. Sì, mi sono fatto il flash, mi pare, mi hai fatto il flash che tu proprio il flash assurdo. Avanti, vi metto un po' di camera, come sogno combinato, con maglioncino, senza felpina Adidas, senza HPL, senza nessuna minchiata, va bene? Sì, ho fatto come, te l'ho detto, come in quei film. No, prima ti fanno vedere la fine, diciamo quasi la fine perlomeno, poi patapam e ti fanno vedere insomma come ci si è arrivati a quel punto lì e poi l'ultimo 10 minuti devo fanare proprio. Peccato, sì, si poteva vincere, cioè si poteva vincere. E vabbè, ripeto, sono un po' stanco. E poi no, come te, ogni volta è una merda. Cioè, non che è una merda, è bello, ok, ci state. Però è un po' diverso, il fatto che i suoni sono diversi, un po' influenza la cosa. Ho fatto come già sono i corpa, no? Come ti regoli tu col timing. Volevo cominciare in Mirupen. Oddio, cioè hanno fatto la serie di Rupen, avevo sentito, sì, qualcosa, però non ho idea manco che come cavolo è. Vediamo i dati un attimo, giusto per. Ce li siamo dati nei colpi significativi. Sì. Lui vince sul totale colpi, io smanaccio di più. Beh, diciamo che anche se di poco, la vittoria è sua comunque, era sua anche i punti, guardando questi dati qua ovviamente. Non sapevo niente che Roven. Ma questa canzone nuova, questa non c'era prima, questa è la patch 90 amici. Vediamo, andiamo su Netflix. L'hanno stravolto completamente, tipo personaggi Roven, cose del genere, no? Yeah. Qua non c'ho l'accesso. Non mi ricordo un cazzo di quale cazzo era l'accesso. Aspetta, non c'è devo uscire là. A quanto ho capito la serie non c'entra molto col cartone, ma sai sì. Vediamo, Netflix. No, io ora mi mangio qualcosa. Me ne intruscio una. Mandappo la manzia al resore. Sì, vado a vedermi Versailles. Mangio, sfumazzo e mi abbio domani. Perciò Rupen. Ok, hanno messo il protagonista di colore tipo per stravolgere proprio completamente diverso, va bene. Boh, non lo so se lo. Oddio. Ma quante puntate sono? 5 puntate? Vabbè, ma è tipo un film, ma in 5 puntate. Cioè, una miniserie.
Boh, non lo so, non saprei cosa aspettarmi, onestamente. Versailles è bellissimo, ragazzi, mi sono innamorato di questa cazzo di serie. Anche io ti seguo sfumazzo inizio questa serie. Sì, guarda Simo, bellissimo, bellissimo. Oddio, se ho da fare un appunto, vista la terza stagione e poi, come dire, andare, ricominciare dalla prima, all'inizio i primi episodi, i primi 2 o 3 episodi mi sono sembrati un pochino lenti, ma è normale, io terza stagione giustamente l'ho presa, la storia ormai era nel pieno, diciamo, no? Però così, piccola sensazione che ho avuto nei primi 2 o 3 episodi, poi tranquillo come Catania. Minchia, che mi ha scritto? Dai, che ancora bottiamo combattere. No, non mi ma a cuore questo, ma no, ragazzi. Poi domani abbiamo un nuovo sfidante, casomai come hanno contatto, gli scrivo qualcosa. Un nuovo sparring friend, come cazzo si dice? Sparring partner. Ok. Ok, ragazzi. Minchia mi ha invitato, no, me la colgo adesso, non è per male. Buono, che vuoi, 8:30. Mi vado a rilassare. Ci mettiamo una canzoncina d'uscita. Letteralmente sono intrappato con l'inizio di sto mix tape. No, non è un mix tape, è un... come cazzo si chiama? Minchia, sai che non c'è. Aspetta, in cronologia c'è sempre per forza. Ecco qua, mi piace come apre, mi piace la canzone d'apertura, a parte che c'è la pubblicità con Nissan Qashqai che non ve la faccio vedere ovviamente. Poi stacchiamo l'audio, via, la rimetto. Ah, è bellissimo, il swing che aveva questo piazza strumentale. Tu che suoni un piano, Simo? Ciao ragazzi, grazie mille, grazie della compagnia. Ci vediamo domani. Attivate le notifiche, siamo a reti unificate su Facebook, Twitch e YouTube, quindi non potete piacere. Vabbè, ho visto che a voi piace Twitch. Buona. Ragazzi, a domani. Buonanotte e grazie ancora. Bye bye.